L'artigianato si conferma un settore di rilievo per l'economia regionale ligure nel 2025, mantenendo un equilibrio tra nuove iscrizioni e cessazioni di imprese. Secondo i dati elaborati dal Centro Studi di Confartigianato Liguria, le imprese artigiane registrate in regione sono caratterizzate da un saldo complessivo vicino alla parità, con 2.758 nuove iscrizioni a fronte di 2.767 cessazioni, corrispondenti a un calo netto di appena 9 unità, un meno 0,02%. Questo risultato posiziona la Liguria tra le regioni del nord-ovest con una maggiore capacità di stabilità rispetto a Piemonte e Valle d'Aosta. A livello territoriale emergono dinamiche differenziate. Genova, che concentra il maggior numero di imprese artigiane attive, chiude con un più 7 unità, Imperia con più 61, risultando la provincia con rendimento migliore, Savona con meno 38 e Spezia con meno 39. L'analisi territoriale conferma il ruolo centrale delle costruzioni, che nel 2025 registrano in Liguria un saldo positivo di più 112 imprese su oltre 21.300 imprese attive, un'analisi complessiva che segnala un sistema artigiano in grado di attivare nuove attività ma ancora impegnato, con la difficoltà di stabilizzare le imprese nel tempo. Nell'insieme, i dati 2025 confermerebbero che l'artigianato ligure continua a svolgere un ruolo essenziale per l'economia regionale. Il presidente di Confartigianato Liguria, Giancarlo Grasso, evidenzia poi l'importanza delle politiche di accompagnamento utilizzate negli ultimi anni, che hanno contribuito ad attenuare gli effetti di una fase economica molto articolata.